Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea. Give me some pa of your sweet love. Era Jimmy Bohorn nel 1975 con Gimme Some, pezzo che qualcuno di voi probabilmente ricorderà perché ballato da
Lorenzo Indovina e Antonio Albanese nel film La fame e la sete, grandissimo film, molto divertente tra l'altro, che si chiude appunto con questo ballo, peraltro sulla base del 45 giri. Scusate, mi stavo guardando stasera, grande cravatta come sempre, perdonate, ma ci sta tutta. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera! Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, la numero 890 di mercoledì 27 novembre dell'anno del Signore 2024. Piano piano arriviamo a quota 1000, ragazzi. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Voglio salutare in plancia comando il nostro Lawrence Dumbria, che ci permette di essere presenti nei vostri padiglioni auricolari nonché nelle vostre pupille, è vero, e soprattutto, che dire di più, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete. I Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, Auto da Fè Giulio Cainarca, Rassegna Stampa Semmi Varin, pillole, video pillole, articoli, Feltri, insomma, vi perdete tanta bella roba. Per cui fesso chi non lo legge, radiolibertà.net. Ma voi non siete fessi, quindi ve l'andate a leggere. E adesso c'è lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, con il suo diritto e rovescio. Vai, Lorenz. Tra i tanti film ciofechi che intasano le sale cinematografiche c'è per fortuna un film che consiglio di vedere. Lo faccio perché non c'è più da fidarsi nemmeno delle recensioni. Il film è Giurato numero 2, guidato da Clint Eastwood, un celebre regista di 94 anni che in barba all'età produce un film fresco, giovanile, anticonformista e persino delicato. Il film si svolge in un'aula di tribunale con un'accusatrice e un difensore che sono amici e che non si insultano a vicenda come nei classici di questo tipo, anche se cercano di tirare la giuria popolare dalla loro parte, mentre una giudice dai modi casalinghi guida il dibattito. È un'America fuori dagli schemi e un film che merita di essere visto. E rieccoci qua sulle magiche onde di Radio Libertà alle 18:14 minuti e 5 secondi. Vi ricordo anche le coordinate a cui noi incrociamo: 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure abbiamo anche il telefono 029294 7222 se volete intervenire attraverso quel magnifico apparecchio che è stato inventato da Antonio Meucci. Andiamo a vedere le agenzie, l'ANSA, la richiesta del procuratore generale di Cassazione, la valanga Rigopiano, chiesto un appello bis per l'ex prefetto e l'annullamento di 6 assoluzioni. 18 gennaio 2017 nell'hotel a Farindola, provincia di Pescara, morirono 29 persone. Qualcuno di voi lo ricorderà ancora, l'hotel di Rigopiano, dove venne chiesto l'intervento che non arrivò mai, mentre la neve finiva per sommergere e travolgere questo hotel. La plenaria vi libera il von der Leyen bis con il record negativo di voti, quindi è nata la seconda commissione UE a guida von der Leyen. Il Medio Oriente, Israele e Hezbollah, primo giorno di tregua, Netanyahu e i residenti non rientrino nel sud del Libano. Ancora in commissione bilancio al Senato, governo KO sul canone Rai, Forza Italia vota con l'opposizione, Meloni sono schermaglie. Infine, per la prima volta al mondo impiantati neuroni anti-Parkinson da staminali embrionali umane. Primi test al mondo in Europa e USA, Cattaneo, sono studi apripista. Sanità, la povertà sanitaria in 463.000,
chiedono aiuto per i farmaci. In 7 anni spesa per i medicinali aumentata di 2,5 miliardi. Andrea Gianbruno torna in TV, ospite domani a Diritto e Rovescio. Andiamo a vedere anche la BBC, vediamo che cosa succede un pochettino all'estero. Intanto la BBC apre ovviamente con il Libano in diretta, è tutto distrutto, i civili libanesi tornano alle case distrutte nel momento in cui però il cessate il fuoco per adesso sembra tenere. Di spalla vedete che abbiamo un commento, o meglio un'analisi che riguarda ovviamente Stati Uniti e Canada. Sarà molto dura, le aziende americane cercano di superare i dazi che saranno imposti da Trump. E poi ancora gli astronauti spacchettano il pranzo del ringraziamento a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Siamo grati alla gravità zero, dice l'astronauta Barry Butch Wilmore, quindi loro stanno festeggiando appunto il ringraziamento, insomma si faranno una gran bella mangiata, se non sbaglio venerdì, no? Quando c'è il Black Friday. Va bene, le 18:17, diamo anche un'occhiata alla questione Rigopiano e in particolare andiamo a vedere che cosa ha deciso la Cassazione in materia. Ecco qua, un momentino che adesso si apre la pagina e vediamo l'aggiornamento. Vediamo un po', condividiamo l'aggiornamento, direbbe qualcuno. Ecco, la valanga a Rigopiano, vediamo che cosa ha deciso la Cassazione per questo drammatico fatto di cronaca che molti di voi ricorderanno. Il sostituto procuratore generale di Cassazione, scrive l'ANSA, ha chiesto un appello bis per l'ex prefetto di Pescara nell'ambito del processo per la strage di Rigopiano, dove il 18 gennaio 2017 morirono 29 persone a causa di una valanga che travolse un hotel. Andiamo a cercare anche qualche dettaglio in più prima del Qui Parlamento che avremo tra non molto con il senatore Gianluca Cantalamessa. Allora, eccolo qua. Poi abbiamo un'altra notizia che riguarda gli aspiranti medici. Se avete voglia di fare i medici, l'ADN Cronos batte ora medicina, via libera del Senato all'addio al test d'ingresso alle facoltà. Ma vi stavo dicendo appunto di Rigopiano. Ecco qua cosa dice l'ADN Cronos: annullare le assoluzioni nei confronti di 6 persone all'epoca dei fatti, dirigenti della regione Abruzzo, e celebrare un nuovo processo d'appello per l'allora prefetto di Pescara per valutare altre accuse. E quanto ha chiesto il sostituto procuratore generale di Cassazione Giuseppe Riccardi nel processo per la strage di Rigopiano, dove il 18 gennaio 2017 una valanga travolse l'hotel uccidendo 29 persone. Il grande assente in questo processo è il profilo di responsabilità degli esponenti della protezione civile della regione in relazione alla pianificazione, ha detto il PG davanti ai supremi giudici della sesta sezione penale con presidente Giorgio Fidelbo. I segnali d'allarme erano molteplici, ha sottolineato il sostituto procuratore generale Riccardi nella sua requisitoria nell'aula magna a cui hanno assistito i familiari delle vittime. Si evidenziavano 9 eventi valanghivi nell'area. Ci sono i bollettini meteo di quel periodo, la relazione delle guide alpine e poi la chiusura delle scuole adottata il 15 gennaio 2017. Quindi questa è la richiesta, vedremo che cosa deciderà la Cassazione. Abbiamo poi appunto il Senato, sempre più vicina, scrive l'ADN Cronos, l'abolizione del numero chiuso per medicina. È stato approvato nell'aula del Senato oggi, 27 novembre, il disegno di legge, pochi minuti fa tra l'altro, il disegno di legge sull'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Il via libera arriva con 87 voti a favore, 40 contrari, 18 astenuti. Ora il testo passa alla Camera. Nel provvedimento in esame è previsto l'addio al numero chiuso relativamente alle modalità d'accesso all'università per gli aspiranti medici. Tutti gli studenti, infatti, potranno iscriversi senza sostenere i test d'ingresso, mentre la selezione avverrà al termine del primo semestre, attraverso una graduatoria nazionale basata sui crediti formativi acquisiti e il superamento di esami specifici. Ma adesso, Qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, e visto che abbiamo parlato di Senato, stasera abbiamo con noi il senatore Gianluca Cantalamessa, che saluto,
e ringrazio per il suo tempo. Ben trovato. Buonasera, grazie per l'invito e un saluto a chi ci segue da casa. E allora si parla di violenza sulle donne, c'è stata polemica nei giorni scorsi, tra l'altro, per questa benedetta panchina con la spalliera tricolore che è stata messa nei giardini del Senato. E poi cosa c'è ancora, senatore? Ma allora, parliamo di un tema importante. Sono 99 le donne uccise quest'anno, in calo rispetto all'anno scorso, perché in questo periodo ne erano 111. E la violenza però sulle donne non è assolutamente solo gli omicidi. Mi piace ricordare che quando parliamo di 99 donne uccise non parliamo di donne uccise in quanto donne, quindi di femminicidi, ma di donne uccise. Mi spiego: se una donna viene ammazzata o un uomo viene ammazzato in una rapina, viene considerato anche quella persona, diciamo, nel numero, quindi non parliamo di donne uccise in quanto donne. Esiste poi però una violenza forte nei confronti delle donne, spesso nelle mura domestiche, e un amico mio magistrato mi ha detto una frase molto bella, che mi ha detto: Gianluca, sarebbe bello se fosse possibile mettere un poliziotto in ogni soggiorno, in ogni appartamento, ma purtroppo questo non è possibile. E quindi bisogna intervenire sulla prevenzione. Innanzitutto io faccio una premessa: la distinzione o la lotta non deve essere tra uomini e donne, ma deve essere tra esseri umani e bestie. E le bestie non hanno sesso, così come gli esseri umani sono sia uomini che le donne. Quindi su questo, perché è fondamentale che le persone che hanno lo stesso senso di rispetto, lo stesso sentire a prescindere dal sesso, sappiano fare quadrato. E molto è stato fatto, devo dire la verità, fino ad oggi, gran parte per volontà della Lega, perché ricordiamo che se oggi esiste il codice rosso rafforzato è merito di Giulia Bondorno, mia collega senatrice della Lega. E che cos'è il codice rosso? Spieghiamolo a chi è a casa: analogamente a come il codice rosso nell'ospedale, per la prima volta nella storia del nostro paese viene dato un termine entro il quale i magistrati devono intervenire per valutare se quelle minacce che ha subito quella donna sono delle minacce concrete oppure no. Abbiamo previsto anche l'uso del braccialetto, della cavigliera elettronica per violenti, e quindi, diciamo, stiamo provando a rispondere. Bisogna agire anche sulla prevenzione. E mi piace ricordare che la Lega su questo ha fatto un lavoro che forse sfugge ai più, ma è un lavoro che secondo me dà il senso di dove vogliamo andare: il ripristino dell'educazione civica nella scuola, la bocciatura con il 6 in condotta e la lotta alla dispersione scolastica. Sono 3 obiettivi che la Lega ha già portato a casa, in parte nel governo giallo-verde nel 2018, gli altri 2 nel governo Meloni, ma erano battaglie della Lega, perché si deve agire, proprio per quello che dicevo, sulla prevenzione, cercando di ridare ai ragazzi le parole, il significato, deve passare ai ragazzi quel significato delle parole rispetto, valori, che forse di regole, di senso del dovere, che forse negli ultimi decenni per una politica pseudo-buonista della sinistra si erano persi. E continuo dicendo che nonostante tutto noi dobbiamo considerare una cosa fondamentale, perché io sento parlare in Italia c'è il patriarcato, piuttosto che in Europa si deve fare ancora molto di più. Ricordiamo che ci sono l'Occidente, l'Italia e altri paesi in Europa sono degli avamposti delle tutele, delle libertà e dei diritti delle donne. Dobbiamo fare ancora molto di più, ma rispetto ad altri paesi dove le donne sono obbligate a camminare velate perché non devono essere viste, piuttosto che, faccio un altro esempio e do un dato che è tosto, tra virgolette, in Italia esistono 75.000 donne che hanno subito mutilazioni agli organi genitali perché ritenute inferiori rispetto agli uomini e come tali non hanno diritto a provare piacere. Ecco, e quindi quando attacchiamo la nostra visione occidentale, cattolica, del mondo, diciamo, della famiglia, eccetera, consideriamo che stiamo parlando della zona al mondo nella quale la donna ha raggiunto
e sono favorevole al maggior numero di diritti. E poi si può e si deve fare ancora di più e lo faremo. Aggiungo un altro dato. Nel 2023 sono stati indagati per stupro 5.700 persone circa. Il 43%, quindi quasi la metà, sono immigrati irregolari. Con cosa voglio dire con questo? Che l'1% della popolazione, perché gli immigrati irregolari sono l'1% in Italia, l'1% fanno il 43% degli indagati per stupro. Ecco. Una domanda: dove sono le femministe di sinistra quando si parla di donne infibulate, di donne col velo, del fatto che l'1% degli uomini immigrati irregolari fanno il 43% degli stupratori? Esattamente. E quindi diciamo c'è tanto da dire, c'è tanto da fare. Ma vede, questa osservazione che lei sta facendo, dati alla mano, è valsa la crocifissione pubblica in sala mensa del povero ministro Valditara. E gli hanno pure bruciato il ritratto per strada, la fotografia per strada, cose da Medio Oriente. Eppure stiamo dicendo delle cose che sono vere e verificate. Sì, io mi domando veramente le femministe di sinistra dove sono quando vedo che Bologna una volta era una città. Io ci ho fatto il master dopo l'università, mi ricordo che nel 95-96 si lasciavano le chiavi fuori le porte. Oggi Bologna è la sesta città più pericolosa d'Italia, la seconda città in Italia per numero di tentati e di stupri riusciti. E allora questo sta a indicare, d'accordo la solidarietà, d'accordo tutto il rispetto per chi scappa da una guerra, eccetera, ma la difesa dei valori e dei diritti che hanno conquistato le donne. Io ricordo ancora una donna che piangeva dopo decenni di allenamento, che è stata picchiata da un uomo alle Olimpiadi perché un trans, un uomo donna, è salito sul palco, cioè sul ring, e ha vietato a quella donna la possibilità di realizzare un sogno dopo anni e anni di allenamento, perché è stato permesso dal comitato che un uomo, seppur percepito, cioè si percepiva come donna, è salito sul quel ring e ha negato a quella donna il diritto dopo anni che lottava per arrivare alle Olimpiadi. Quindi si sta arrivando veramente all'assurdo. Io dico sempre: va combattuta qualsiasi forma di discriminazione, per colore della pelle, per sesso, per religione, per credo politico, ma soprattutto evitiamo le discriminazioni nei confronti delle donne che vengono stuprate nel 43% dei casi dall'1% delle persone, che sono obbligate a non provare piacere perché secondo una cultura sono inferiori rispetto agli uomini, e che purtroppo anche nello sport c'è qualcuno che ritiene che in ottica di pseudo-buonismo devono vedere i loro sogni andare via. Certamente, diamole anche un nome a questa donna, che è Angela Carini, la quale peraltro, forse non tutti lo sanno, ma Angela Carini va a Scampia e va nel napoletano a raccogliere i ragazzini e li porta a combattere sul ring, e con lo sport li allontana dalla strada. Ecco, questo tanto per chiarire chi è Angela Carini, perché tanti spesso dicono: ha piagnucolato, che vergogna quella. No, questo è quello che fa Angela Carini: prende i ragazzini dalla strada e li avvia allo sport e li sottrae alla strada. Perdonate, questo secondo me vale ben più di qualsiasi titolo olimpico o olimpionico che dir vogliasi. Prego, senatore. Sì, no, sono d'accordo, però non capisco perché una donna deve essere presa a pugni in diretta mondiale da un uomo solo perché si percepisce donna. Allora, siamo in due a non capirlo. Siamo allora, in due. Io sono un peso super massimo, mi percepisco di 30 kg in meno e posso andare a competere sul ring con uno che è di 30 kg più leggero di me, solo perché non può passare il percepito in alcune cose. E non è una questione di mancanza di rispetto nei confronti di chi si percepisce rispetto a ciò che è, ma è un dato oggettivo, perché poi in questo caso, se passa questo principio, lo abbiamo visto, i primi diritti a essere negati sono proprio delle donne nel settore dello sport,
perché è chiaro che se un uomo che si percepisce donna va a competere con una donna, ha una struttura muscolare e ossea totalmente diversa rispetto a una donna, e quindi non possiamo permettere che passi tutto questo. È assurdo, quindi potrebbe sembrare assurdo, ma non lo è. La sinistra, ma questo ormai tutti gli amici che ci seguono da casa lo sanno perfettamente, ha smesso di seguire le persone deboli, gli operai, diciamo le donne in situazioni, voglio dire, di abuso, di violenze, per tutelare le lobby, e questo si vede. E chi dice una cosa del genere può essere tacciato, come diceva giustamente lei prima, di essere irrispettoso. No, io sono irrispettoso nei confronti di mia figlia se permetto che arrivi qualcuno e non accetti il fatto che mia figlia quel velo non lo dovrà mai portare. Sono Pensiamo pienamente d'accordo con lei. 75.000 le donne che vivono in Italia, 75.000 che hanno subito mutilazioni ai genitali perché ritenute inferiori agli uomini. E chi spalleggia queste persone poi accusa di macismo o di mancanza di rispetto nei confronti delle donne il ministro Valditara. Esattamente. Senatore, come non essere d'accordo con lei? Purtroppo il tempo è tiranno, però a maggior ragione avremo modo di tornare a discutere anche di questo. Grazie del suo tempo. Quando vuole, è solo un piacere, un saluto a chi ci segue da casa. Grazie ancora. Sigla e poi Giovanotti, Asso, 1988. Qui Parlamento. A te la linea. E allora, questa è una serie che ha segnato, insomma, l'infanzia e l'adolescenza di tanti. Asso, la canzone cantata da Giovanotti con gli interventi del sergente, che era interpretato da Adriano Pappalardo. Stiamo parlando ovviamente di Classe di Ferro, anno di grazia 1988, quando in Italia c'era ancora la leva. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna
al microfono con voi alle 18:35 minuti e 48 secondi. Perché abbiamo messo questo pezzo? Perché noi adesso andiamo a parlare di esercito, non di quello italiano, ma di quello tedesco. Incredibile ma vero. In Germania sembra di stare ormai dentro una barzelletta. Sapete quelle barzellette, ci sono un italiano, un tedesco? Ecco, c'è un giornalista italiano che va all'ambasciata italiana per il 4 di novembre e scopre che l'esercito tedesco sta spendendo 825 milioni di euro per rifarsi il guardaroba, l'acquisto di nuove divise. Però, come non è, l'esercito tedesco non ha rinnovato in realtà l'armamento. E tutto questo mentre sta arrivando Trump che dice: ragazzi, fuori gli sgay, perché vi tocca a tutti i costi pagare il 2% di PIL, devolverlo alla NATO, e soprattutto nel momento in cui giungiamo, sì, si spera, alla fine della guerra in quel dell'Ucraina, e Vladimir Putin lancia ogni giorno parole e proclami sempre più minacciosi. Chi è questo giornalista che si è accorto di questa incredibile vicenda? Roberto Giardina, con cui ho colloquiato poco fa. State a sentire che cosa ci siamo detti. Lorenz, vai pure. Allora, io questa sera per questo faccia a faccia ritrovo un amico, se mi posso permettere, oltre che un valentissimo collega, che è Roberto Giardina. Roberto Giardina, esperto di Germania di lunghissimo corso, che tra l'altro collabora anche con Italia Oggi, quindi per me è un onore trovarmi in pagina con lui. Allora, il buon Roberto ha scritto un articolo che io francamente quando l'ho letto mi sono messo le mani nei capelli, non per lui ma per l'argomento. Cioè, fammi capire se ho capito bene, Roberto. L'esercito tedesco si compra le divise nuove e spende 825 milioni di euro. In compenso gli mancano le armi aggiornate. Ho capito bene? No, è giustissimo, perché io scrivevo appunto che sono andato alla festa del 4 novembre all'ambasciata, perché ci sono tutti gli addetti militari di Berlino, e è la festa più ricercata nella capitale tedesca, perché dicono che il buffet italiano è il migliore, che è vero. Io che non capisco niente di armi ho guardato le divise, le più eleganti sono quelle italiane e quelle francesi, e quelle tedesche sono più mosce. Ma anche la Bild-Zeitung, un giornale popolare, anni fa aveva detto che le riviste più belle al mondo sono quelle dei carabinieri, quelle in alto uniforme, col pennacchio e così via. Quindi in realtà la divisa qui non è più un simbolo, non dà più prestigio, non piace neanche alle ragazze. Questa è un'osservazione, diciamo, banale, però è grigia, cercano di non darsi nell'occhio quando sono in libera uscita e vanno in borghese. E siccome credo che il ministro della difesa, Boris Pistorius, vuole tornare alla leva obbligatoria, perché nessuno si vuole più arruolare. Lui ha pochi uomini, pensa sempre che Putin domani arriva a Berlino, e quindi forse per invogliare i ragazzi e le ragazze cambia l'uniforme. Ecco, è proprio questo il punto, cioè si è perso pure il fascino della divisa, ma è effetto in fondo di 80 anni nel corso dei quali la Germania ha voluto allontanare da sé ogni traccia di militarismo per ovvi motivi storici. Cioè, secondo te sta repulsione, tu una volta mi hai spiegato una cosa che io veramente ogni tanto ci penso e dico vabbè, solo in Germania poteva succedere. Cioè, tu mi hai spiegato che nel governo tedesco, correggimi ancora se sbaglio, praticamente il posto più sgrauso, o comunque uno dei posti più sgraditi o più periferici, è quello di ministro della difesa, che voglio dire, in Italia c'è gente che farebbe carte false pur di essere al posto del ministro Crosetto, perché in realtà è un posto molto importante. Invece in Germania è quasi come dire ti diamo la gestione dei manicomi. Ma perché la Germania ha assunto questo atteggiamento? Ma questo hai ragione, è giusto quello che stai dicendo, però in realtà è che un civile che va a fare il ministro della difesa in Germania si brucia, perché prima o poi sbaglia perché non ne capisce nulla. Quindi se anche a me, se facessi il ministro della difesa e 10 generali mi dicono che il carro armato devi farlo, devi spendere 8 miliardi, io come faccio a dire di no? Dico di sì e poi invece sbaglio, perché in realtà questo lo dice Sarah Wagenknecht, la leader del nuovo partito che non è né di destra né di sinistra e quindi piace alla gente,
ha detto che c'è molta corruzione e nessuno l'ha contraddetta, perché ci sono state spese assurde, tipo il nuovo carro armato che deve essere equipaggiato all'interno anche per ospitare una soldatessa incinta. Io penso che la soldatessa incinta è meglio che non mandarla in prima linea, credo almeno. Oppure un sistema penso pure io. un sistema di comunicazione per i carri armati che è costato centinaia di milioni, che non funziona perché queste trasmissioni a causa della corazza troppo spessa non funzionano, quindi dovrebbero capirlo prima. E tanti di questi piccoli particolari che alla fine fanno miliardi. Esatto, cioè, ma poi non ho capito il senso della soldatessa incinta. Cioè, un carro armato è una macchina che è fatta per ammazzare gente Sì. ed è fatta per proteggere la gente che è a bordo di quell'apparecchio. Cioè, una che è incinta non va in giro ad ammazzare gente col carro armato. Ma queste sono, io credo che siano teorie appunto, adesso mi linciano, diciamo, delle femministe che devono dire le donne devono essere uguali in tutto, e alla fine finiscono per fare male alle stesse donne, insomma, perché la soldatessa che aspetta un bambino è meglio che stia in caserma, voglio dire. Questa è una cosa fin troppo normale, diciamo. E poi anche, questo io vi dico, ripeto, non sono un esperto. Ho fatto il servizio militare solo per 10 giorni perché dovevano arruolarmi. Io ho avuto una figlia, mi hanno congedato subito, grazie a Dio, e così ho salvato l'esercito, anche avevo combinato dei guai pazzeschi. Quindi non sono un esperto, però leggo che questi carri armati Leopard, sempre i migliori del mondo, costano 14 milioni di euro l'uno nella versione base. Sono come le auto, se ci metti degli option costano sempre di più. Allora, si è discusso per mesi a Berlino se darli o non darli agli ucraini. Alla fine gli hanno regalati 12. Nella prima mezz'ora ne hanno fatti fuori 4, poi dopo ne hanno fatti fuori altri 8. Quindi, perché il carro armato adesso viene fatto fuori da un drone da 20.000 euro, che fa fuori un carro armato da 14 milioni. Prima tutto l'equipaggio moriva, adesso invece colpito dal drone rimangono vivi, ma il carro armato rimane come una tartaruga senza cingoli, immobilizzato. Quindi le guerre non si fanno più con i carri armati. E quindi anche gli aerei, non ci sono duelli di aerei, bombardieri, caccia nei cieli dell'Ucraina. Adesso si combatte solo con i missili e con i droni. E Pistorius ha ordinato 35 F-35 americani che l'aviazione americana non voleva, perché in realtà sono talmente complessi e talmente moderni che il pilota non capisce più nulla. Ha un casco in cui online, diciamo, in maniera virtuale vede a 360 gradi, vede dietro, davanti, di fuori, e viene fatto fuori da un pilota che guida un caccia vecchio di 10 anni. E i 35 F-35 costano più di 8 miliardi di euro. Quindi sono spese che non controlli, e da civile non capisci nulla. Beh, sicuramente, ma poi appunto c'è anche questo atteggiamento, se vogliamo, un po' anni 80, cioè sembra quasi che l'esercito tedesco debba ancora presidiare il Fulda Gap, no? La soglia di Fulda da dove dovevano arrivare i carri sovietici, e invece il mondo è cambiato, qui la guerra è sempre più un videogame. Perché tu i droni li guidi da Acapulco e fai fuori un russo a Vladivostok, quindi è veramente un videogame, tu non hai il senso di uccidere, tanto però la gente muore. E quindi è tutto una diciamo, come hai detto tu, un gioco tragico. Infatti io, diciamo, da giornalista trovo osceno dire, seduto nella poltrona del mio piccolo studio, bisogna continuare a combattere per fare fuori Putin. Questo lo decidono gli ucraini, perché mentre io dico questo, a morire sono gli altri. Quindi io da giornalista dico, io sono pacifista, ma non perché sono un pacifico, io anzi da siciliano mi arrabbio presto, però diciamo penso che ogni guerra deve finire con un accordo e quindi con un compromesso. E su questo siamo tutti d'accordo, però resta un fatto. E il fatto è che la nazione, almeno che dovrebbe essere considerata la più potente anche sotto un profilo militare d'Europa, e che peraltro è la prima esposta a un'eventuale aggressione dell'orso russo, perché
nel momento in cui i russi penetrano in Polonia, da lì in poi, voglio dire, è tutta pianura, non è che stiamo parlando di scalare montagne o attardarsi da qualche parte. Mi verrebbe quasi da dire che è tutta autostrada, per cui a maggior ragione una nazione così non riesce a capire qual è il suo ruolo nella difesa dell'Europa, o glielo deve spiegare Trump il 20 di gennaio quando gli dirà: ragazzi, sapete che c'è d'ora in poi 2% del PIL a pagare le spese NATO perché io mi faccio i fatti miei? Sì, questo è ragione. Infatti Scholz, che era così, lo criticano tutti, una cosa giusta aveva detto: io sono in prima linea, quindi penso agli ucraini, ma penso prima ai tedeschi, quindi non voleva dare di questi missili agli ucraini e non gli dà ancora in grado di colpire Mosca. Perché se colpiscono Mosca, poi Putin reagisce con le mini bombe atomiche tattiche, quindi finiamo nella terza guerra mondiale. E quindi in realtà io penso che la terza guerra mondiale è un disastro per tutti, non è che Putin arriva a Berlino perché finisce tutto prima è una guerra atomica, purtroppo. Non lo so se sarà una guerra atomica, perché io continuo a sperare nel fatto che l'arma atomica sia sostanzialmente una sconfitta pari e patta per tutti, perché nel momento in cui parte la prima supposta russa, io credo che ne partono 10 da chissà quanti sottomarini nucleari americani, per cui sai, cioè, secondo me questi sono scenari un po' alla Tom Clancy, l'autore del libro La grande fuga dell'Ottobre Rosso, però resta un fatto, e il fatto è evidente, cioè c'è una Germania che da 80 anni, giustamente, per carità, non sto discutendo questo e non sto chiedendo che davanti alla porta di Brandeburgo domattina facciano la sfilata col passo dell'oca, Dio ce ne scampi e liberi da sta robaccia qua, però resta il fatto che la Germania ha perso l'istinto alla difesa, e mi viene in mente Lord Asquith, se non ricordo male, nei primi mesi del 14, quando alla Camera inglese, se non sbaglio, disse una cosa che suonava così: beh, alla fine della fiera lo Junker tedesco ha perso ormai l'istinto a combattere, e quindi d'ora in poi nel mondo del XX secolo una buona forma di arbitrato sarà sempre la soluzione tra le nazioni. Si sbagliava evidentemente, orde di ragazzi nelle Fiandre avrebbero dimostrato il contrario, ma lo Junker tedesco è ancora capace di combattere? No, non ce ne sono. Gli Junker tedeschi poi stavano, in realtà adesso si troverebbero in Polonia, perché stavano tutti nel Baltico, soprattutto nella parte che poi hanno perso dopo, in parte dopo la prima guerra mondiale e del tutto dopo la seconda guerra mondiale. Però c'è il libro dello storico australiano Clark, che è uscito in Italia col titolo di Sonnambuli, in cui lui scrive che 100 vecchi signori hanno provocato la prima guerra mondiale. Bastava che andassero a sdraiarsi sul divano di Freud e avrebbero evitato la guerra. E anche però quello che si dice adesso mi ricorda un po' quello che si diceva nella prima guerra mondiale, quindi io sono sempre ottimista e penso che non succederà nulla, che Trump e Putin si metteranno d'accordo, sì, da cinici tutti e due. Putin è un gangster e Trump soprattutto pensa agli affari, quindi un affarista non spreca soldi in una guerra. Questo è cinico dirlo, ma credo che sia così, insomma, e quindi si eviterà. Poi in realtà tutti questi giochi delle manovre militari e tutto, io mi ricordo che negli anni '80 i tedeschi hanno scoperto che c'era per la NATO, facevano studiato una manovra militare che dava in caso di guerra i sovietici. Allora in 3 giorni arrivavano in Olanda. Allora la NATO reagiva con bombe atomiche tattiche lanciate da missili a corto raggio. A corto raggio vuol dire sulla Germania Est. E quindi i tedeschi sia dell'Est sia dell'Ovest non erano tanto felici di questa soluzione. Io poi ho un'altra opinione che è strettamente personale, non potrò mai sapere se ho ragione o torto. Io penso che in caso di guerra classica, diciamo mai superata dalle tattiche e dalle armi moderne, i tedeschi dell'Est e dell'Ovest non si sarebbero mai sparati addosso. È quello che penso anch'io. È quello che penso anch'io. Però senti, Roberto, ma in tutto questo però c'è anche un governo ormai moribondo. E quindi, voglio dire, te lo dico in siciliano, culavassa ai bari, cioè chi li salverà i tedeschi a sto punto?
Ma senti, A no, parte qualche preghiera di Ratzinger dall'aldilà, io credo, ma San ma io sto, Corbiniano, chi li salva? ecco, io sto preparando un pezzo sempre per Italia Oggi che dal titolo la Germania ce la farà, punto interrogativo, e spiego dal punto di vista storico che ce l'hanno sempre fatta. Nel 1945 c'è la Germania in rovina, sono risorti perché cioè, il patto sociale ha funzionato, hanno detto prima ricostruiamo le fabbriche, poi facciamo le case per gli operai, e il patto l'hanno rispettato, cioè perché quando poi è andata meglio col miracolo economico del boom degli anni 50 hanno aumentato le paghe agli operai, hanno rimesso queste misure sociali per aiutare i lavoratori o i pensionati, però loro poi sono aiutati, il boom è stato anche aiutato da noi, dagli italiani, dai nostri immigrati, poi dagli spagnoli, poi dai turchi, perché non avevano manodopera. Gli uomini tedeschi quasi tutti morti in guerra, quindi i lavoratori che arrivavano sapevano lavorare, perché il mio compaesano siciliano partiva dalla campagna di Canicattì, il giorno dopo era a Wolfsburg dalla Volkswagen e mettevano una catena di montaggio e girava un cacciavite e poi usciva pazzo magari perché lo girava per anni. Adesso tu alla catena di montaggio della BMW, dell'Audi, io l'ho visto, intanto non sono più catene, sono isole, no? E lavorano dei ragazzi col camice bianco col computer in mano perché devono lavorare insieme con i robot. E quindi quelli che arrivano adesso in Germania arrivano a 1000 al giorno, ma non possono lavorare in una fabbrica moderna. E la crisi è sempre stata in Germania, ce l'hanno sempre fatta perché veniva causata da fuori, c'è stata prima la crisi del petrolio, poi c'è stata l'unificazione tedesca, hanno dovuto ricostruire un intero paese come la Germania Est e sono entrati in crisi. Adesso la crisi è interna perché non hanno più il gas a basso costo di Putin e poi hanno perso tempo non facendo nulla, rispettando questa loro idea di non fare debiti, quindi adesso le autostrade vanno a pezzi, le ferrovie non funzionano, gli ospedali li stanno chiudendo e la scuola mancano insegnanti, agli asili mancano 300.000 maestri d'asilo, quindi dovrebbero avere 1.000 miliardi di euro subito per i primi interventi, non ce l'hanno. E quindi oltretutto il famoso Made in Germany, il mitico Made in Germany, non è più come una volta. Una macchina cinese costa la metà di una tedesca e funziona meglio. E quindi devono rimettersi a lavorare seriamente, ci vogliono anni. Senti, mi viene in mente una frase del cancelliere Bismarck alla fine dell'Ottocento. È difficile pensare senza l'Austria, uno Stato come l'Austria non scompare. Appunto, il 1914 dimostrò che l'Austria poteva scomparire come. Può scomparire la Germania? No, non credo, perché la Germania in realtà, piaccia o non piaccia, è il cuore d'Europa. Sparisce l'Europa se sparisce la Germania. Questo è il problema. Anche i francesi adesso stanno nei guai, in realtà hanno più debiti in proporzione pari a quelli italiani. Un governo che è un governo di minoranza, è entrato in crisi in estate, cioè iniziate le elezioni europee e non sono riusciti a fare granché. Macron è riuscito a fare elezioni anticipate in 21 giorni. I tedeschi ci metteranno 3 mesi, perché questo è un segnale un po' negativo. Insomma, diciamo così che ci vorrà un po' di tempo prima che ritrovino la carreggiata giusta, prima che rientrino in carreggiata. Il problema è se la storia dovesse correre più veloce di loro. Sì, anche perché c'è questa parola tedesca che è Schadenfreude, che dicono che è la gioia per i guai degli altri. Che dicono è una parola che esiste solo nella lingua tedesca, quindi tipicamente tedesca. In realtà la provano tutti gli esseri umani. Però la Schadenfreude è un boomerang, perché per esempio dalla crisi, dalle case automobilistiche tedesche dipendono 300.000 posti di lavoro in Italia, perché noi forniamo delle componentistica, non so quale, ma insomma dipendiamo dai tedeschi per il lavoro. Quindi certo. se vanno male loro, poi se la fondono solo l'Italia, ma l'Europa, insomma.
Senti, ma in tutto questo, Trump, tra l'altro, e con questo concludiamo e ti ringrazio molto anche del No. tuo tempo. Trump ha annunciato i primi dazi del 25% contro Canada e Messico e un 10% aggiuntivo contro la Cina. A noi altri cosa tocca? Ma in realtà io anche lì dico, ho letto un fondo in prima pagina della Frankfurter Allgemeine, che è il giornale di Francoforte della finanza, e quindi ha il polso delle imprese e delle banche, degli imprenditori, dei finanzieri. E diceva, ma Trump sarà molto meno peggio di quanto uno temiamo, perché in realtà anche l'America dipende dall'Europa, non sono soltanto le auto, non è soltanto la Volkswagen o la Ferrari che comprano gli americani. Hanno bisogno per esempio di medicinali, di strumenti chirurgici, che fa la Germania, lo fanno anche l'Italia, e quindi in realtà dice il PIL con Trump diminuirà, il prodotto diciamo europeo lordo diminuirà nel primo anno dello 0,35%, non del 5-10 come si teme, perché in realtà siamo troppo legati. Anche l'America teme soprattutto la Cina, questo è un altro problema. Infatti, speriamo allora che speriamo che la Schadenfreude vada verso Pechino allora. Senti. Io comunque, siccome io sono siciliano, lo sai, i siciliani hanno la Sì. fama di essere pessimisti. Io vado sempre controcorrente e sono ottimista. Sì, e quello cerchiamo di esserlo tutti, che è la cosa più importante. Allora, Roberto, grazie. Un'ultima cosa, mi pare che col Natale cominciate il 6 di dicembre voi. No, finisce, è già Come finisce? cominciato. Come è No, già cominciato il Natale in Germania? il Natale comincia verso il 20 novembre, con i mercatini di Natale cominciano quelli. E Ah, poi il 6 dicembre, il giorno di San Nicola, e il clou. I mercati di Natale in realtà chiudono prima del 25 dicembre. E niente questo è meno. se mi dai un minuto, questo è un altro Sì, momento di preoccupazione, perché sono sorvegliati da centinaia di poliziotti. Ti ricordi l'attentato il giorno sì, infatti. di Natale, morta anche una ragazza italiana il 2016? E adesso quindi sorvegliano perché non puoi più portare più coltellini più lunghi di 6 centimetri, ma un coltello lo compri al supermercato e te lo metti in tasca, perché temono gli attentati dei terroristi. E i prezzi sono spaventosi, perché il würstel, cioè la salsiccia con le patatine fritte, arriva a costare 10 euro. Una famiglia con 2 bambini che passa una serata al mercatino di Natale spende 100-150 euro. Quindi i tedeschi, anche l'inflazione li preoccupa. Ai ai ai. Sì, a loro diciamo suscita vecchi ricordi scritti Sì. addirittura nel DNA, vanno a Sì. rispolverare la carriola in garage nel caso. Mamma mia, speriamo bene, guarda. Grazie Roberto. Grazie a te Antonino, Grazie. grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. E allora alle 19, 3 minuti e 17 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà è tempo di Conto Corrente con l'immenso Antonio Zennaro, dopo aver ascoltato niente meno che Aloe Black, I Need a Dollar, ho bisogno di $1, anno di grazia 2010, e i soldi li prendi in banca, e noi di banca ne parliamo stasera con il nostro Antonio Zennaro, segnatamente di Unicredit BPM, che sembra essere l'affare dell'anno. Antonio, ma che sta succedendo? Ciao, ben trovato intanto. Buonasera a tutti, buonasera Antonino, buonasera a tutti i nostri mitici ascoltatori di Radio Libertà. Beh, guarda, è stata un'operazione, intanto è un'operazione che ancora non è realizzata, è un'operazione di un valore di 10 miliardi di euro, euro più euro meno, e sostanzialmente Unicredit vuole comprare il Banco BPM, il gruppo il Banco BPM, con operazione di carta a carta, che vuol dire che danno agli azionisti del Banco BPM un concambio con azioni di Unicredit, sicché è un unico gruppo. Cosa vuol dire questo? Questo ha tanti se dovesse andare in porto, non è un'operazione che si fa dalla mattina alla sera, tanto ovviamente il CDA di BPM ha detto che valuta come ostile l'operazione. Sostanzialmente noi abbiamo oggi che abbiamo la banca più grande è Banca Intesa, subito per Sportelli, per Mass, Unicredit, poi un po' più sotto c'è il BPM, poi Monte dei Paschi e poi via per Credem. Allora, questa operazione è ovviamente un'operazione che va contro, nella sostanza, l'operazione che si stava un po' facendo, un po' anche in sordina, ma non troppo, ormai era anche di pubblico dominio, della, non dico fusione, però insomma BPM è entrato 2 settimane fa nell'azionariato di MPS con un acquisto direttamente da una quota di vendita del MEF, quindi ovviamente via libera governativo sostanzialmente la costituzione di un terzo polo nelle prospettive. E invece questa operazione di Unicredit andrebbe a creare nella sostanza un duopolio, cioè noi avremmo in Italia 2 grossi campioni nazionali, un po' come in Francia dove c'è Soggen e l'altro BNP Paribas, però con grossi alert che non dico io, ma riportiamo un po' le critiche a questa operazione, no? Analisti, anche ovviamente BPM dice intanto sono a rischio 6.000 posti di lavoro, e vista anche la situazione di crisi dell'industria e compagnia sono posti di lavoro che difficilmente poi vengono recuperati. Poi c'è un altro tema, c'è proprio il rischio di diversificazione, cioè che succede? Succede che in Italia noi abbiamo un sistema economico per famiglie, ma soprattutto per le imprese, molto legato alle banche, perché non siamo sviluppati come ad esempio in Inghilterra, in America, dove ci sono i fondi di investimento che investono in maniera importante. C'è qualche fondo che investe nell'economia reale, ma non come ovviamente il circuito bancario. Quindi alla fine cosa succederebbe? Magari soprattutto a chi magari è un po' più, no, ha bisogno di, si dice, soluzioni personalizzate, start-up, ma anche le piccole e medie imprese, si rischia di avere finito banche, e se non si lavora con quelle banche di non lavorare. Oltretutto sono banche BPM molto concentrata in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, che sono anche le regioni di traino in termini di PIL del paese, quindi c'è un grosso rischio, quindi alert di concentrazione, un rischio sistemico, e ovviamente il mondo politico in primis, anche la Lega, insomma non ci stiamo facendo mancare niente, ha espresso perplessità, no, sull'operazione, perché la verità è che se uno parla anche con un imprenditore è meglio avere 2 o 3 banche dove chiedere, avere più banche dove chiedere finanziamenti, no? E se no c'è il rischio un po' di un duopolio, quindi
Quindi insomma è un'operazione ovviamente, no, gli analisti internazionali, le banche di investimento vedono bene perché no, si crea un campione europeo molto forte, però cioè, un conto avere una banca che macina tanti utili, che macina magari efficienza operativa tagliando però posti di lavoro, opportunità, insomma la domanda è che ci dobbiamo fare come commentatori, no? Con questa operazione si va a rafforzare il sistema Italia, sì o no? Questa è una domanda che Ecco bisogna appunto, farsi, no? perché da più parti si dice, ma questa sarà la terza banca d'Europa. Cioè, messa così, uno dice, vabbè, crei un gigante così, è un vantaggio per l'Italia. È un vantaggio? È una domanda, è un vantaggio per chi? Cioè, perché è un vantaggio per le piccole e medie imprese? Cioè, già oggi se uno vuole lavorare con Unicredit ci va a lavorare. Cioè, invece secondo me, parlando con le vere piccole e medie imprese, quelle che tutti i giorni, no, fanno il giro delle 7 chiese, cioè già la Germania ha un sistema, potremmo dire, di finanza bancaria decentralizzata. Loro hanno le Sparkassen, hanno una struttura di credito cooperativo molto più strutturate rispetto a un centinaio di banche del territorio. Noi questo modello l'abbiamo, dopo Renzi, fondamentalmente la riforma Renzi, eliminato, con tutta una serie di problematiche. Se vediamo i dati anche dell'accesso al credito è costantemente in calo alle imprese. Quindi insomma io penso che se fossi, questa è un'opinione personale, lato governativo, fanno bene comunque a esprimere insomma preoccupazioni su questa operazione, no? Perché si toglie è un po' come, posso dire, no? Come i fornitori, cioè siccome le banche erogano un servizio fondamentale per l'economia, che è il credito, che oltretutto anche tutelato dalla Costituzione, no? Allora qual è il rischio? Il rischio è come i fornitori, no? Io ho solo 2 fornitori di energia elettrica e quindi i prezzi li fa, no? Dopo magari, siccome sono solo in 2, fissano loro il prezzo, quindi fanno una marea di utili. Vabbè, però cioè, magari va bene per gli azionisti, ma non per il sistema Italia. Quindi io concordo con chi fondamentalmente ha espresso delle perplessità. Insomma, non mi sembra. Ho visto che è stato anche molto attaccato Salvini dai alcuni giornali, però secondo me io non è che, voi lo sapete, diciamo le cose in maniera in libertà, no? Quindi non è che dobbiamo sposare una causa o l'altra, insomma ci abbiamo sempre questa, diciamo le cose come uno le pensa, no? E quindi questi attacchi sono strumentali perché ovviamente ha detto occhio, perché rischiamo di trovarci poi con un monopolio di fatto, cioè Intesa e Unicredit, e se devi passare per forza da loro se vuoi fare le cose. Quindi insomma non ha espresso, secondo me, anche il ministro Giorgetti, insomma, delle cose folli. È un ragionamento di buon senso per chi conosce i territori, chi sta a rapporto con tante piccole e medie imprese. Magari le multinazionali saranno contente, sì, però noi l'80% del nostro prodotto interno lordo viene fatto da piccole e medie imprese, quindi un'operazione che oltretutto anche lato, cioè un conto se avessero offerto un premio importante sulle azioni, invece fondamentalmente sono andati a offrire la quotazione un più 0,5%, quindi oltretutto non ti danno manco soldi ma ti danno azioni. Insomma, anche lato, se io fossi un piccolo risparmiatore, tutta questa utilità, no, di aderire, poi è un'opinione personale, ripeto, cioè non è che vedo, no? Oltretutto, se andiamo anche a considerare un altro aspetto, e parlo un po' qua, se andiamo dei fondamentali del Banco BPM, ha insomma un ottimo dividendo, un rapporto prezzo-utili tra i più bassi a livello europeo, quindi insomma è una banca che può produrre, cioè può crescere anche ancora in termini azionari, quindi giustamente Unicredit si è fatto i suoi conti, quindi no, ci vogliono guadagnare, giustamente. Però insomma secondo me non è una partita chiusa, non penso che andrà a finire così, ci sono, insomma, vediamo, però insomma che ci sia tutta sull'utilità per il sistema delle piccole e medie imprese italiane ancora non mi hanno convinto, ecco, quelli che sono a favore, diciamo, di questa operazione.
Certamente. Senti, in tutto questo, nel frattempo i giorni passano e diciamo che si affastellano una serie di notizie che non sembrano preludere a un ottimo 2025 per quanto riguarda, l'economia del mondo, perché, ci troviamo adesso ad ascoltare il buon Trump che ieri ha detto: "Guardate che io appena mi insedio il 20 di gennaio 25% di dazi a Canada e Messico, 10% di dazi in più alla Cina, e però non ha detto niente sull'Europa, il che mi lascia molto preoccupare. I cinesi, già che c'erano, gli hanno mandato un avvertimento dicendo: guarda che non ci sono vincitori né vinti, non ci sono vincitori da una guerra tariffaria, soltanto dei vinti. Ecco, i cinesi si possono permettere di rispondere così perché loro hanno un armamentario industriale che fa paura, cioè sono la fabbrica del mondo e va bene. Noi altri invece cosa gli rispondiamo? Ma io vedo questo. Vedo che la Germania è andata in piena recessione per scelte industriali sbagliate, e però attenzione, non è che noi siamo fuori dal sistema europeo, noi siamo, soprattutto nel nord Italia, direttamente collegati non solo all'automotive, ma a tutto quello che è collegato all'automotive, all'industria tedesca. Quindi siamo interconnessi e quindi questo, diciamo, calo fortissimo della Germania ci porta dentro anche tantissime medie imprese italiane. Quindi se poi ci aggiungiamo pure i dazi diventa un problema. Allora, quale sarebbe, cioè come possiamo, a livello europeo, come dovrebbero rispondere? Intanto la Germania dovrebbe un po' mollare il freno su tutto questo tema green di austerity. 2, grossi investimenti per far ripartire la domanda interna. 3, taglio delle tasse. 4, anche ossigeno su tutto questo patto di stabilità, tutte queste regole europee che stanno asfissiando l'economia. Andrebbe tirato un po' il freno, perché se non riprende, cioè se inizia una politica di dazi a livello intercontinentale, ovviamente e quindi tu rischi di avere meno ordinativi, no? Hai due possibilità: o svaluti, però sappiamo che qua siamo una moneta unica, quindi è più difficile fare questo, o se no devi potenziare la domanda interna, quindi Trump fa il suo gioco e noi dobbiamo fare il nostro. Lo dico in maniera molto tecnica, e si rischia veramente di farci del male, anche perché già arriviamo da anni di deindustrializzazione per colpa della globalizzazione. Adesso rischiamo pure di perdere tantissime aziende che lavorano, che fanno export per i dazi. Insomma, non vedo non vedo uno scenario roseo, ecco. È vero che bisogna essere sempre positivi, però la situazione, insomma, è un po' particolare, quindi bisogna stare molto attenti a quello che può accadere, ecco. Occhio, e il governo deve essere molto attento ad agire dove l'unica leva che non è economica. Alla fine avrebbe fatto un grosso pacchetto di liberalizzazioni e anche di taglio burocrazia, perché oggi oggettivamente tra le regole europee e la zucchina che deve essere di tot millimetri, emissioni, cioè, le aziende veramente oggi faticano e stanno facendo degli sforzi colossali per pagare stipendi, per stare in piedi, per portare avanti, insomma, i conti economici. Quindi mi sembra poi anche la crisi politica della Germania, quindi tutti questi partiti di sinistra, estremi sinistra, alla fine c'è anche questo green. Cioè, se l'obiettivo poi è far chiudere le imprese, sono sulla strada giusta, ecco. Quindi un suicidio collettivo dell'Europa, insomma, è un grosso errore strategico, tattico, storico, e quindi speriamo che prendano i tedeschi una svegliata, che sono quelli che poi comandano in Europa, ahimè, perché abbiamo visto anche con la Commissione, alla fine von der Leyen, insomma, non è che è spagnola, è tedesca, quindi con tutti i problemi del caso. No, ma soprattutto, ecco,
a me pare veramente assurdo. C'è una schizofrenia mondiale che lascia esterrefatti. Da un lato Trump che dice drill baby drill, trivella ragazzo, bambino trivella, e dall'altro lato invece qui continuiamo a parlare di riduzione delle emissioni, di favorire il motore elettrico, ma posso dirlo con un po', diciamo, un po' come la ma questi sono scemi o ci credono scemi? O è scemo Trump? Chi è lo scemo qui? Scusami. Ma Antonino, cioè, non è che esiste giusto o sbagliato, esiste l'economia. Cioè, se ho visto le principali imprese stanno tedesche, vedevo Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, meno 90% di utili, meno 70% di utili, cioè vuol dire che delle scelte sono state sbagliate. Poi vallo a spiegare al fornitore che magari è di Sondrio o di Treviso che fornisce, no, il fornitore manifatturiero tedesco. Cioè, questa è tutta una catena, siamo tutti collegati, non che stiamo a fare. Quindi Trump fa la sua partita e noi rischiamo di stare agli spalti e non giocare, e se non giochi non metti il pallone in porta e fai gol. Quindi mi sembra che vivino scollegati dalla realtà, quindi vadano avanti un po' come un'intelligenza artificiale che va avanti su uno script scritto magari qualche anno fa, che ma si adatta a uno spartito di musica che è cambiato. Quindi questo è un po' un grosso tema, secondo me, che va affrontato, chiarito, e se no non so cosa succederà. Cioè, qua parliamo di milioni e milioni di persone che rischiano di essere disoccupate. Quindi cioè, come gestiamo questo? Oltretutto arriviamo anche da anni di porti aperti e di immigrazione che tecnicamente doveva venire qua a lavorare, se poi non lavorano che fanno? Fanno come a Milano, che fanno il macello che hanno fatto questi giorni? Cioè, ma parlo di buon senso, non è che parlo di cioè, non sto facendo destra o sinistra, qua è un discorso di continente che vogliamo fare per il continente. Questo è poco ma sicuro, e ne va appunto anche del futuro di questo continente, di questa unione, perché mi sembra che qui ci si stia incartando su guerre di puntiglio, e le guerre di puntiglio però non portano da nessuna parte, specialmente quando sì, la realtà è ben diversa. Sì, Antonino, sembra che vadano avanti perché dice noi puntiamo sul green perché è giusto. Sì, però nel frattempo io sono d'accordo, ma il green deve produrre pure economia, deve creare business. Cioè non può essere come una certa sinistra vuole il green, la gente che vive con la capanna senza elettricità come 300 anni fa. Cioè, non la gestisci socialmente, quindi se la possono mettere pure via sta roba qua. Sì, appunto, anche perché a me la corrente elettrica sta simpatica, quindi anzi, se fosse prodotta da impianti atomici sarei ancora più contento, se proprio lo vuoi sapere. Così finalmente pagherei di meno di bolletta. Ma la Cina ha un programma di 100 nuove centrali nucleari, quindi di che stiamo parlando? Cioè veramente di che stiamo parlando? Cioè, vorrei saperlo, visto e considerato che per esempio la Francia ne ha 52 lungo il nostro confine. Ma il governo si sta muovendo in questo senso, però ha un limite questo governo, non è il suo, ma è il vincolo esterno dato da questo patto di stabilità dei bilanci. Cioè noi dovremmo fare, secondo me, grossi investimenti che dovrebbero essere comunque fatti un debito pubblico europeo, non lo so, non sta a me dare la soluzione, ma qua bisogna mettere soldi nell'economia e abbassare le tasse, sennò la gente qua veramente fa fatica. Sì, decisamente. Senti, che cosa ti aspetti da questa finanziaria? L'inflazione galoppante, quella sull'alimentare, e se poi la gente perde lavoro e non ci sono nuovi posti di lavoro, non lo so, questo è un po'. Quindi von der Leyen deve cominciare a produrre soluzioni, non solo a fare
non a fare quello che fino adesso è stata la linea di politica industriale tedesca che ci sta portando tutti nel burrone, questa è la verità. Ci sta portando nel burrone economicamente, quindi speriamo che anche l'elite tedesca che faccia pressione per evitare questo bagno di sangue, perché veramente quando tu parli di aziende storiche che mettono in cassa integrazione, chiudono impianti, ma stiamo veramente, non penso non sia mai successo, forse negli anni 70 una situazione autoindotta poi oltretutto, perché dobbiamo portare l'elettrico che è tutto prodotto in Cina poi. Sì, non appunto, ci siamo. la cosa assurda rispetto agli anni 70 è che è una roba autoindotta. Cioè, mentre in quel tempo fu una ritorsione politica per la guerra del Kippur, qui il petrolio arriva tranquillamente, non è che viene tagliato o cosa. Per cui, a maggior ragione, è veramente assurdo autoindurre una crisi economica semplicemente per motivi ideologici, peraltro ben lontani dall'essere dimostrati, insomma. Eppure se uno dice, ma guardate, ho qualche perplessità, se uno intervista il professor Franco Prodi, lo abbiamo fatto in questa trasmissione, diventa che siamo i mostri, gli ignoranti, le bestie, quelle che non capiscono niente. E quindi bisogna accettare per fede l'idea che dobbiamo prendere il frullino elettrico, che dobbiamo vivere una decrescita. Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Ma l'umanità è fatta per andare avanti, non indietro. Ma la crescita non è socialmente gestibile, quindi si possono fare quello che gli pare, ma non gira. Non gira questo modello qua. Stanno completamente schiantati sotto questo modello che non gira. No, ci stiamo andando a schiantare su una serie di scogliere ideologiche. La cosa più drammatica, che è anche quello che io, per esempio, settimana scorsa ero agli Stati Generali del Latte, c'è questa idea di condannare la produzione, per esempio, degli allevamenti, e c'è questa idea, vabbè, ma tanto il cibo verrà prodotto fuori in altri paesi, i beni verranno prodotti fuori, quindi noi saremo un'isola dorata che consumerà e basta. Come? Io penso che alla fine ci voglia sempre qualcuno che produce. La produzione deve essere tutelata l'impresa, dal lavoro, il modello e poi basta questa burocrazia, comunque non si va un po' più con questo modello burocratico. Su questo un po' il governo deve fare di più, perché comunque le imprese sono schiantate, quindi devono essere più attive nel fare le cose, nel riuscire a dare delle risposte. Sì, questo fare quello che fino adesso non è stato fatto. Quindi assolutamente speriamo, ma però è un lavoro che si fa insieme, non è un lavoro che ci si inventa dalla mattina alla sera. Quindi questo è un po' Antonino. Sì, indubbiamente. Senti, per la prossima settimana che cosa dobbiamo tenere d'occhio? Nelle 168 ore che ci separano dal nostro prossimo appuntamento. Antonino, guarda, si sta sgonfiando anche la bolla cripto, ma non perché io sia contrario alle criptovalute e a questi, è che troppi fondi, ho letto questo, ho letto che un ragazzo ha preso la pensione dei genitori e l'ha investita su un fondo a leva finanziaria, quindi significa che tu magari metti 10.000 euro, questo investe 40-50.000 euro e ha guadagnato 700.000 euro, 700.000 dollari. Ecco, quando io comincio a sentire queste notizie, significa che il mercato comincia a essere in bollo finanziario. Quindi, occhio, fatevi seguire da professionisti seri e evitate i facili guadagni, perché comunque il piano ovviamente di crescita finanziaria deve essere un piano che si fa nel tempo, come quando uno va in palestra, non è che può pensare dalla mattina alla sera a produrre risultati, o come anche nella vita, un sacrificio dopo sacrificio porta a casa i risultati. Quindi evitate i facili guadagni o anche i profeti come si direbbe, i maghi che vi propongono soluzioni astruse che non capite.
Investire in Certo. quel che si mangia, uno direbbe. Ecco, che mi sembra un'ottima cosa. Per esempio, io sono sempre per il bene rifugio per le eccellenze, cioè l'oro. Dicano che vogliono, per me l'oro resta sempre bene rifugio. Vabbè, loro sta dimostrando, insomma, un bene rifugio importante che sta dando buoni risultati a tanti investitori, quindi chi l'ha fatto è oggi contento. Sicuramente. Senti, Antonio, noi siamo in chiusura. Un'ultima domanda. Se l'hai seguito, Giorgia Meloni è stata in Argentina da Milei, ma Milei Sì. ci sta davvero riuscendo a riportare in carreggiata l'Argentina? Ma i dati economici dicono che intanto ha bloccato l'inflazione che era galoppante. Il suo modello E di uno stato questo? è il suo modello di uno stato leggero dopo anni di sperperi che l'Argentina insomma era collassata, fallita varie volte. Un po' di qualche pillola di Milei secondo me farebbe molto bene anche l'Italia, perché ripeto, oggi le piccole e medie imprese sono massacrate non solo dalle tasse, ma soprattutto da questo mostro burocratico che nessun governo, passano gli anni, riesce poi ad abbattere. Quindi forse meno potere a questi burocrati e più potere economico alle imprese. Questo secondo me deve essere un principio che guida le scelte, no? Quando anche il legislatore fa certe scelte, più che nuove leggi bisognerebbe fare qua taglia leggi. Questo un po' dovrebbe essere il principio. Quindi magari insomma, questo rapporto tra la Premier e Milei può essere utile anche spunti da copiare dall'Argentina. Buono a sapersi. Antonio, grazie. Allora, a Grazie a mercoledì voi, prossimo. buonasera. Buona serata. Sigla. Avete ascoltato Conto Corrente. Va bene, noi ce ne andiamo in pausa e poi al ritorno ci sentiamo Umberto Tozzi con Gloria 1979. Telefono aperto allo 029294 7222. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
A te la linea. Grazie Lawrence, le 19:35 in questo momento, ultimi 10 minuti di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ladies and gentlemen, puntata, devo dire la verità, pregna anche questa sera. Dunque, andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie, perché c'è stato dibattito sul canone Rai. Ecco qua la DN Cronos, canone Rai, Salvini, nessun problema in maggioranza. Tajani, non l'ho sentito. I leader di Forza Italia, i numeri dicono a Salvini che siamo la seconda forza della coalizione. La replica di fonti della Lega, noi con 94 parlamentari, Forza Italia ne ha 68. Al mio paese, credo anche al vostro, 94 è ancora più grande di 68, almeno spero. Allora, sentite cosa scrive la DN Cronos. Intanto vi dico che il telefono è aperto, 0292947222, 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi. Andiamo allora con la DN. Dopo il no di Forza Italia al taglio del canone Rai, in netto contrasto con la Lega, con Tajani non ci siamo sentiti. Avrà da fare, anche io ho da fare, ma ci messaggiamo. Così il vice premier Matteo Salvini, a proposito della questione sul voto azzurro, contrario all'emendamento del DL fiscale, intervenendo a un convegno su Energia Europa organizzato da Libero. Invece, continua Salvini, sento Giorgia tutti i giorni, tanto siamo tutti intercettati e dossierati. Non c'è nessun problema in maggioranza, abbiamo di fronte altri 3 anni importanti. Ricordo che Berlusconi riteneva che il canone fosse una tassa, una gabella, ma non da cancellare, aggiunge. Comunque ricorda, se votato oggi, quello che l'intera maggioranza ha votato l'anno scorso. Il taglio di 20 euro è un segnale di attenzione, ha concluso. Che dietro ogni scelta di Forza Italia ci sia sempre la famiglia Berlusconi è una vostra ossessione, una vera e propria ossessione. Antonio Tajani ha appena finito di parlare in aula al question time della Camera. Prima di lasciare Montecitorio, il vice premier si ferma a parlare del tema caldo del giorno, il taglio del canone Rai, fortemente voluto dalla Lega, che agita e al momento divide la maggioranza, tant'è che oggi in Commissione Bilancio al Senato Forza Italia ha votato con l'opposizione contro la riduzione del contributo per la TV pubblica da 90 a 70 euro e il governo è stato battuto 2 volte. Il ministro degli esteri non ci sta. Io non prendo ordini da nessuno. Prima con Piersilvio che scende in campo, poi con Marina. Sono grande e grosso, 70 anni, ma vi pare che prendo ordini da qualcuno? Ma tanto, si sfoga il segretario nazionale di Forza Italia, è inutile che vi dico delle cose, tanto scrivete sempre quello che volete. Così sulle banche, ora sul canone Rai. Ogni cosa che facciamo la facciamo perché c'è qualcuno che ci dice cosa dobbiamo fare. Non ho mai preso ordini da nessuno, insiste. La posizione di Forza Italia in proposito, assicura il ministro degli esteri, non è mai cambiata. L'abbiamo detto fin dall'inizio che non avremmo mai votato un emendamento del genere, ovvero quello ovvero quello presentato dal Carroccio, che punta a ridurre il canone. C'è una telefonata, pronto, chi è là? Ciao caro Danna. Poi Allora, Mario, che mi dici di bello? ancora vivo, si sopravvive, come si dice. Si sopravvive, vista anche la mia veneranda età, già mi vedo ai giardinetti con Volpino a spasso. Quindi, dai, ti prego, non diciamo queste cose, dai. Dimmi tutto. Allora, niente, l'ho già ribadito in questa radio. Ragazzi, quello che succede lì con Forza Italia riguardo il canale non deve stupire. E come ho già detto, Forza Italia è un partito di plastica nato negli studi paludati di Cologno Monzese. Non è nato dal sangue e merda, come diceva il buon Rino Formica della politica, come la Lega che esiste da 40 anni o Fratelli d'Italia che viene dal Movimento Sociale che esiste da 70 anni. Gente che ha fatto volantinaggio, ha preso le botte per strada, che ha attaccato i manifesti, che ha fatto vita di deserzione. Questi qui è un partito di plastica. Cioè, anche il PD ha un partito che è una storia, viene dalla storia del Partito Comunista, di cui io non approvo neanche una virgola, che però era un partito che stava in strada. Questi qui, è inutile che Erzor Tajani, come dicono a Roma, si incassa tanto
perché gli dicono che lui è telecomandato da Marina Berlusconi e da Piersilvio. È un partito azienda che giustamente col tetto della pubblicità, media, tutte queste cose qua, ha degli interessi economici. Ma vedi, già Berlusconi, già questa maggioranza nasce con una lacerazione, caro Danna, se tu te lo ricordi. Il Presidente del Senato è stato votato dall'opposizione, Forza Italia non l'ha votato, Ignazio. Ti ricordi com'è nata? Me lo ricordo, sì, mi ricordo anche che Berlusconi aveva fatto pure quell'elenco con i difetti della Meloni, che era stato fotografato in aula col teleobiettivo. Bravo Danna. Lui non ha mai accettato, siccome voleva essere il primo, il buon Silvio, che avrà avuto tanti meriti ma ha avuto tanti difetti, lui che la Meloni lo sopravanzasse nei voti non l'ha accettato. Lui finché dava le carte era un partito del 30%, poi quando è diventato un partito dell'8% questo non ha accettato. Diciamocelo francamente, la Meloni sta sulle palle a Mediaset e si vede proprio da quello che dicono i suoi programmi, la Berlinguer, cioè praticamente, no, Danna, se sei un ragazzo intelligente faccio un discorso, no? Allora diciamo una cosa, la buona Berlusconi dice i comunisti gli ha dato tutti quanti un lavoro e l'ha fatti mangiare, perché prima Donata Scalfari, da oltre 30 anni vice direttrice del TG5, figlia di Eugenio Scalfari, no? Tu lo conosci molto bene, anche tuo compaesano, calabrese come te, va bene? Sì. Laura Berlinguer è da 20 anni che sorella di Bianca, vice direttrice di Italia 1. Alla Bianca Berlinguer gli ha dato un programma in prima serata, va bene? Praticamente vecchi comunistoni, proprio sai, di quelli tutti a un pezzo, come Sansonetti, praticamente hanno messo due stanze, bagno e cucina alla Safa Palatino, va bene? Perché praticamente vive in pianta stabile là. C'è un altro vecchio comunistone, va bene, tale Antonio Craparica, che io me lo ricordo inviato dell'Unità a Mosca, cioè, capito? Adesso si atteggia gentleman inglese, mette giacche doppiopetti improbabili, è diventato cantore della famiglia reale inglese. Pensate che fine. Sai che cosa gli disse Eugenio Ionesco durante il maggio del 68 agli studenti francesi che facevano il casino durante l'assemblea? Finirete tutti direttori di banca. No, diventerete tutti notai. Questa è la vera. Diventerete tutti quanti notai. Ha sistemato più comunisti Berlusconi che Dio solo lo sa. Alla fine Berlusconi, se la televisione rischiavano di levargli la testa, lui si sarebbe buttato a sinistra. Berlusconi non è che c'era un'idea politica. Berlusconi aveva gli interessi della sua azienda, che poi sia stato perseguitato, tutto questo, tutto vero, praticamente la finanza viveva a Mediaset, ci aveva messo le sede, però non ci dobbiamo stupire di questo atteggiamento qua. La Lega è un'altra storia, Fratelli d'Italia è un'altra storia. Per esempio, la Lega e Fratelli d'Italia si possono anche insultare e cose varie, però si rispettano. Ma non c'è il rispetto verso Tajani, verso la Ronzulli, verso questa gente qua, ma stiamo scherzando, Danna? Ma stiamo veramente... Quindi non mi stupisce, io penso che sotto adesso non lo possono fare perché c'ha troppe credenziali internazionali, la Meloni è ben vista a livello internazionale, non glielo posso... ma se solo possono fargli una cianghettina e farla cadere, saranno proprio i primi loro, il brutto e i cassi della situazione, che gli daranno 23 pugnalate e la faranno fuori. Ciao caro. Ciao, che dire di più, insomma, a parte il fatto che il rispetto si porta a tutti, avversari e non politici, quindi non vedo il motivo perché io non debba rispettare Tajani o la Ronzulli, ma c'è sempre stato, in effetti questa è una cosa che io ho notato nel corso degli anni, anche negli interventi di tanti di voi, c'è sempre stata una certa diffidenza, questo sì, sono d'accordo con te, c'è una certa diffidenza, c'è sempre stata una certa diffidenza verso Forza Italia, non tanto verso Fratelli d'Italia, non tanto verso la Meloni, quanto più verso Mediaset, perché Mediaset sì, verso Forza Italia, perché Forza Italia inevitabilmente, fino a che soprattutto era in vita il Cavaliere, era visto come il partito azienda. È altrettanto vero però che morto il Cavaliere, la famiglia Berlusconi, i fratelli Berlusconi comunque hanno
iniettato dei capitali in Forza Italia. Questo mi sembra abbastanza evidente. È vero che si è parlato di una possibile discesa in campo prima di Marina e dopo di Pier Silvio Berlusconi. E per carità, ora io non voglio dire che dove c'è fumo c'è fuoco, queste sono tutte illazioni e fino ad oggi nei fatti i fratelli Berlusconi, soprattutto Marina e Pier Silvio, hanno dimostrato di non avere assolutamente intenzione di scendere in politica. Dopodiché resta il fatto che queste punzecchiature tra Forza Italia e la Lega certamente non aiutano, e in questo momento non tanto per la tenuta del governo, il governo c'è, il governo dura 5 anni, state tranquilli che ci dura, ma è più che altro per l'immagine che la maggioranza proietta fuori e che permette ad altri, tipo per esempio i 5 Stelle, gente che veramente con quello che sta succedendo dentro i 5 Stelle ci sarebbe da fare una telenovela, però si permettono di dire questa è una maggioranza litigiosa che non durerà. Insomma, ognuno si passi una manina sulla propria coscienza, mettiamola così. Bella gente, abbiamo finito, noi ci salutiamo, ci ritroviamo domani 18.05 trattabili, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con una canzone che effettivamente è la summa di tutto quello che ci siamo detti. Bobby Solo, Non c'è più niente da fare, 1967. E che Dio ce la mandi buona. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best, lieto cam, il meglio, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom,